Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale coi protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore del Tempo, Daniele Capezzone, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Daniele? Buongiorno, buona mattina. Buona mattina e bentornato su Radio Libertà. È un piacere per me. Dunque, devo dirti che in realtà questa è una conversazione a tre idealmente, perché c'è un convitato di pietra che abbassa un po' il tasso di liberalismo della conversazione, obiettivamente, che è dal mio punto di vista il signor Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, e la sua sempiterna domanda: che fare? Perché la domanda, no, post referendum è che fare, visto che il Tempo la sta sviscerando, direi, dalle ore immediatamente successive, no, alla sconfitta del fronte del sì. Poi affronteremo i singoli snodi su cui la state argomentando, ma ti volevo chiedere in generale, come approccio, come mood, come ottica, che fare adesso? Ma prima di ogni cosa, scuotersi, smetterla di avere un atteggiamento passivo, sconfittista, negativo. Allora, è stato quello del referendum un bruttissimo colpo? Sì, è stato un colpo orribile che rimpiangeremo per qualche decennio, temo, in termini di riforma della giustizia. Ciò detto, e questo naturalmente non mi rallegra per niente quello che ho appena detto, ciò detto però che facciamo? Rimaniamo in una condizione così anestetizzata e passiva con la sinistra che si ringalluzzisce e gli eterni poteri marci romani che sperano dopo il 2027 in un pareggio elettorale, nella palude, in una situazione confusa, nel ritorno dei tecnici? Io penso proprio di no. Quindi, uno, rivendicare le cose buone che questo governo ha fatto. Io penso che ci siano tante cose da fare, tante cose non realizzate, ma che nessun italiano saggio rimpianga come ha lasciato la sinistra le cose nel 21 e nel 22, ok? Quindi rivendicare le cose fatte e usare a fondo quest'anno per le cose che importano agli italiani: tasse, sicurezza, immigrazione, salari, eccetera. E combattere, questo è quello che si deve fare. È comprensibile che ci sia un attimo di sbandamento, ma è del tutto normale che un governo, diciamo, perda delle elezioni di metà mandato. Se vuoi, l'anomalia era che qui non fosse successo, c'era stata una Certo. sbandata alle regionali in Sardegna a inizio 24, poi nelle altre occasioni in cui la sinistra sperava di dare la spallata, no? Abruzzo, Calabria, Marche, europee, si erano loro slogati la spalla, e la botta è arrivata adesso, ora bisogna reagire. Indubbiamente, volevo fare una parentesi, forse è utile anche mettere a tema cosa non fare. Non so cosa ne pensi tu, ma premesso che le dimissioni di Bartolozzi erano dovute, visto che era andata fuori ruolo palesemente, le dimissioni di Del Mastro sono ultra comprensibili perché c'era un cumulo di elementi di imbarazzo oggettivi. Le dimissioni di Santanchè sono state chieste alla Premier, sono già un po' più, come dire, scollegate dal merito della sconfitta referendaria, a mio modesto giudizio, ma assodato il passato, ecco, non so se sei d'accordo, non vorrei che però il centrodestra iniziasse in futuro a ragionare come il Movimento 5 Stelle, cioè che basta un'inchiesta, un rinvio a giudizio per, come dire, fare arrestare dei percorsi politici. Questa, al netto dell'accaduto, ecco, come ottica culturale non la porterei, non la prolungherei, ecco, via, mettiamola così, non so se condividi. Ma non c'è il minimo dubbio, hai ragione a sottolinearlo, sia in termini di principio, se uno è garantista deve rimanerlo sempre, e anche, vorrei dire, dal punto di vista pratico, perché se uno adottasse quel tipo di criterio sarebbe il modo migliore per far iniziare il tiro a segno su ministri, sottosegretari, sindaci, Certo. presidenti di regione e parlamentari. No, perché a quel punto dici, allora mettiamo un bel bersaglio in testa a Tizio, Caio e Sempronio, eccetera. Quindi se si stabilisse una sorta di automatismo tra l'essere indagati e il dimettersi, sarebbe un errore catastrofico, però non è questo il caso, onestamente. No, Come tu hai no. spiegato, qui c'era un'esigenza di ripartenza, di volta pagina, e Meloni ha chiesto a personalità che per varie ragioni, colpa loro, colpa della situazione, colpa del contesto, circostanze sfortunate, eccetera, erano state nell'occhio del ciclone e oggettivamente
si erano trovate sulle loro spalle e sulle spalle del governo più problemi che possibilità di agire, di aiutare il governo a ripartire. Diciamo, Meloni si è messa in modalità e ha messo tutti in modalità: state attenti, ora pancia a terra, è campagna elettorale, ogni cosa sarà usata contro di noi, non esponiamoci a errori non procurati. Chiarissimo. A proposito invece appunto della ripartenza che si impone, diciamo ineludibile, noi ieri abbiamo fatto un po' questa provocazione, cioè siamo felicissimi del record annunciato ieri dal governo, da Meloni, dal ministro Giorgetti, sul recupero rispetto alla lotta all'evasione, che ha segnato un picco storico senza, come dire, che si sia implementato il saccheggio fiscale. Si è stati più pragmatici, l'occupazione è aumentata, insomma una serie di motivi virtuosi, quindi benissimo. Noi abbiamo detto qui a Radio Libertà, ecco, ora vorremmo festeggiare un altro record, l'abbattimento di tasse per il ceto medio. Che ne dici? No, ma io sono d'accordo, ne abbiamo scritto ieri sul Tempo con un gran pezzo di Filippo Caleri, ma l'emergenza di questo paese è se uno lo dicesse, stavo per dire in qualche televisione, ma diciamo se uno lo dice ma no, ma non è possibile. L'emergenza vera di questo paese, oltre che quella naturalmente dei più poveri, eccetera, è per paradosso quella di chi camperebbe o potrebbe campare bene, cioè del popolo che prende 50.000 euro lordi annui, che vuol dire 2.400-2.500 netti al mese. Queste persone potrebbero campare bene, e invece no, perché oltre quella soglia scatta, come sapete, l'aliquota IRPEF del 43%, quindi ti viene rapinata quasi la metà di quello che tu hai incassato, aggiungici le tassazioni locali, aggiungi il resto della tassazione nazionale, aggiungi il fatto che non hai diritto a bonus di nessun tipo, e il risultato a un certo punto dell'anno inizi a essere povero. Questo è il destino delle partite IVA, che iniziano l'anno bene, poi da luglio in poi catastrofe. Ora, è invece quel popolo che vota centrodestra, ok? Che non ha ricevuto nulla da 30 anni dai governi di questo paese, che viene pure trattato male, diciamo, mediaticamente, e invece sarebbe quello il popolo che risparmia, che consuma, che ha anche la colpa di votare più a destra che a sinistra, e forse una carezza se la meriterebbe. Aggiungo anche, se accetti, diciamo, un emendamento aggiuntivo sulla parte, diciamo, lotta all'evasione fiscale, e a me la pratica delle cosiddette letterine di compliance non piace per niente, Certo. né quando le fanno i governi di centrosinistra, né quando le fanno i governi di centrodestra. Cioè questa cosa delle letterine dell'Agenzia delle Entrate che dice: caro contribuente, non abbiamo una contestazione formale da rivolgerti, però non ci torna questa cosa qua, dammi 3.000 euro. Ecco, a me questa cosa non piace, e prima finisce meglio è. Tra l'altro è un buon esempio specifico su un tema rilevante che, come dici tu, coinvolge la genesi stessa di qualcosa come il centrodestra. È un esempio anche di quella sudditanza culturale che va veramente archiviata, no? Diciamo, perché se ammetto le premesse dell'avversario, poi c'è il rischio che l'elettorato preferisca l'originale, non so come dire. Ma anche perché, anche qui poi sembra che uno... allora, è evidente che le tasse le devono pagare tutti, mancherebbe altro. Certo. Ma in Italia si è già fatto moltissimo in questa direzione, e c'è una cosa, diciamo, che taglia la testa al toro, che è lo strumento della fatturazione elettronica. Ora, che altro volete? Cioè, non ho capito. Ognuno di noi nel suo, diciamo, una partita IVA, ogni partita IVA, nel suo rapporto di lavoro principale o nei suoi rapporti lavorativi principali, emette e riceve fatture elettroniche con i propri interlocutori, eccetera. E che altro serve? Non ho capito. Cioè, in un sistema di fatturazione elettronica solo dei pazzi, oltre che dei criminali, si espongono alla omessa fatturazione o alla falsa fatturazione. Quindi, diciamo, che altro si vuole in questo clima di, diciamo, di sospetto, eccetera? E non esageriamo, i compiti a casa sono già stati ampiamente fatti su questo versante.
Direi di sì. Tra l'altro su questo versante che, come dire, scomoda la trincea dell'economia reale, secondo me il voto, cioè secondo me no, non è scopo l'acqua calda, è la fotografia della mappa del voto, fa vedere che c'è un aspetto anche geo-politico della questione, Eh, geografico e politico, no? Perché ci sono quelle 3 regioni del nord, le 3 regioni oggettivamente di gran lunga trainanti, anche con maggiormente contributori di tasse, diciamo, del paese, che hanno scelto il sì. Allora vuol dire che, visto dalla nostra ottica, quella questione dei ceti produttivi che un signore scomparso quasi una settimana fa, Umberto Bossi, pose per la prima volta al centro di un progetto politico, è ancora drammaticamente viva, o no? Ma è esattamente così. È stato detto da più parti, vero, anche questo voto conferma l'esistenza di due Italie o di più Italie, no? Un'Italia che a torto o a ragione si aspetta una maggiore latitudine di intervento statale e invece un'Italia alla quale noi riserviamo particolare simpatia, che invece diffida degli interventi statali e vorrebbe che lo Stato disturbasse di meno, no? In termini di tasse e burocrazia. Ora io comprendo bene che si debba avere attenzione anche alla prima Italia, però vorrei che almeno la stessa attenzione, né più né meno, venisse riservata anche a quest'altra Italia qua. Allora si preparino, mettiamola così, due tipi di politiche da mettere in campo. Cioè, se vuoi vincere le elezioni, non puoi dimenticare anche le istanze del sud, le istanze della parte che fatica di più, che va meno veloce, ok, ma pure se vuoi vincere le elezioni, se vuoi far camminare il paese, non dovrai dimenticare nemmeno le istanze di quegli altri, che chiedono. Non chiedono aiuti, non chiedono tessere, non chiedono sussidi, eccetera, chiedono di essere lasciati in pace e con una tassazione più civile. Io vorrei ricordare, scusa, lo so bene, tu sei diciamo super avanti su tutte queste cose, ma per dare l'idea del tipo di inferno in cui noi siamo da 50 anni, perché non è colpa di Meloni, Salvini e Tajani, Certo. da 50 anni, anzi di più, bisogna risalire a De Gasperi come unico esempio positivo. L'unico che ha fatto un intervento di taglio di tasse sul ceto medio fu De Gasperi. Non proprio ieri, diciamo, non proprio ieri. Con il suo ministro dell'economia Vanoni. Peraltro le condizioni del bilancio pubblico non è che fossero floride, ma lui questa scommessa la fece, loro questa scommessa la fecero e furono premiati poi con il boom economico, tanto per dare l'idea. Negli Stati Uniti l'equivalente dell'IRPEF, diciamo della imposta sulle persone, l'aliquota più alta non è 43%, mi pare 37-38%, sì. Che attenzione però non scatta ai 50.000 euro lordi, tenetevi forte, scatta ai 600.000 dollari. E se fai la cosa con tua moglie, con tuo marito, eccetera, 700.000, non so se rendo l'idea. Dice, ma lì si devono fare pure l'assicurazione sanitaria, e te la fai l'assicurazione sanitaria. Certo. No, questo per dire che serviranno 20-30 anni per avvicinarci a standard più civili. Indubbiamente. Visto che l'abbiamo scomodato, scusa, mi viene in mente anche nella tua, diciamo, vita pre-giornalistica, vita politica in prima linea, hai un ricordo particolare di Umberto Bossi, un incrocio, una suggestione che ti è rimasta? Allora, non ero ancora un militante politico, non ero ancora un dirigente politico, ero solo un cittadino che guardava con grande simpatia a quello che accadeva. Io non dimentico affatto un paio di straordinarie campagne referendarie condotte insieme dalla Lega del Tempo e dai Radicali del Tempo, ed erano esattamente su pacchetti di questo tipo. C'era la parte di privatizzazione della RAI, c'era la parte, diciamo così, di liberazione economica rispetto all'oppressione sindacale, c'era tutto un pacchetto, diciamo, che andrebbe recuperato. Stiamo parlando del 95, eccetera, sono passati 30 anni
ma se uno rilegge allora quelle cose dice, forse potevano essere scritte anche 30 minuti fa, non 30 anni fa. Sì, indubbiamente. Invece, dal mio punto di vista, un altro fronte, no, su cui è imperativo innescare questa accelerata di cui ci stai parlando, è l'Europa, il rapporto con l'Europa, ma nel senso il rapporto con l'Unione Europea, le regole dell'Unione Europea, l'ottica, diciamo, un po' palesemente ormai anacronistica su molti fronti dell'Unione Europea. Da questo punto di vista, come la vedi? Due operazioni, una in positivo, una in negativo. L'operazione in positivo è quella che è andata praticamente a conclusione ieri, molto bene, l'altro ieri, chiedo scusa, con il voto del Parlamento europeo su una norma rimpatri che accoglie sostanzialmente l'impostazione Meloni-Salvini-Piantedosi, perché dici, quindi un'impostazione, puoi fare più rimpatri, puoi fare respingimenti, puoi usare paesi terzi per le procedure di identificazione, c'è la lista dei paesi sicuri in Africa e in Asia dove rispedire i clandestini, quindi questo non bene ma benissimo, non bene ma benissimo. E invece non male ma malissimo tutta la parte Green Deal, cioè qui è inutile che ci prendiamo in giro, ma che rilancio economico vuoi fare se siamo ancora prigionieri dello schema che potremmo chiamare Timmermans, Greta, Ribera? Accidenti, ho avuto un sussulto di stomaco. Ma questo è, cioè questi ormai da 8-9 anni ci inchiodano con il vecchio commissario Timmermans, con la nuova commissaria Ribera e con l'ideologia gretina sullo sfondo a una cosa che ha desertificato dal punto di vista industriale l'Europa, che ha messo a terra un settore che era invece trainante in Europa come l'automotive, ci inchioda alla dipendenza cinese. Noi dobbiamo passare da un tendenziale no a tutto a un tendenziale sì a tutto, quindi sì nucleare, sì carbone, ovviamente sì rinnovabili, sì gas, sì petrolio, sì trivellazione, sì estrazione sul nostro territorio. Se non facciamo questo, è veramente tempi grandi. Indubbiamente, forse collegandomi a questo anche, premesso che ovviamente se parliamo di Medio Oriente l'Italia non è in guerra, non deve entrare in guerra, non ha nessuna intenzione di entrare in guerra, ma al di là dell'aspetto puramente bellico, forse anche a volte aver meno timore di dare sponda a certe istanze trampiane, no? Che in realtà sono nell'interesse, forse non dell'euroburocrazia, ma dei popoli europei, sì, secondo me. Insomma, allora, io so bene che Trump, per come parla, per come agisce, a volte ci fa godere, a volte ci fa disperare, a volte ci fa preoccupare, eccetera. Io però suggerisco a tutti, ed era un criterio che andava applicato anche a Berlusconi per dare un'idea, quindi noi italiani dovremmo arrivare preparati, no? Come faceva la sinistra con Berlusconi? Prendeva una singola parola e ci montava sopra le polemiche, cosa ha detto Berlusconi, la gaffe di Berlusconi, la provocazione di Berlusconi. Invece Berlusconi non dovevi prendere la singola parola, dovevi prendere la prospettiva, il ragionamento, la battaglia, la traiettoria. Ora prendi Trump di quest'ultima fase. Venezuela ha buttato giù un regime, ha tolto approvvigionamento energetico alla Cina, in parte alla Russia, e ha destabilizzato con ciò anche Cuba, eppure lì c'è una grande speranza che un regime venga giù. Groenlandia ha parlato male, ha fatto casino, eccetera, però alla fine il risultato è un accordo con gli europei e toglie la possibilità alla Cina di mettere le mani pure su quelle terre rare, oltre all'80% di terre rare che già i cinesi controllano. Iran, vediamo come finisce la partita, però il regime è in grandissima difficoltà e resta la questione, che ovviamente non sottovaluto, me ne guardo bene, dello stretto di Hormuz, eccetera, ma se ci fosse una collaborazione tra Stati Uniti, paesi europei, l'India che è già operativa, si può liberare lo stretto di Hormuz e avreste a quel punto il vantaggio di una situazione petrolifera rimessa tranquillamente a posto e contemporaneamente di un regime in ginocchio. Quindi io non voglio sottovalutare le preoccupazioni, i problemi, eccetera, però bisognerebbe anche, guardare le cose con un minimo di prospettiva. A me questa canzone per la quale bisogna dire per forza che Trump è matto tutti i giorni non convince. Certo, è un altro esempio di sudditanza culturale alle narrazioni altrui, diciamo. A proposito di battaglie, trampiane nel senso migliore,
credo che uno dei fronti da cui ripartire, no, per un centrodestra compiutamente liberal conservatore sia il binomio sicurezza e immigrazione, no? Ecco, a che punto siamo su questo fronte? Allora, dati buoni, perché insomma quest'anno i numeri parlano chiaro, cioè hai avuto tra il 30 e il 40% di sbarchi in meno mentre parliamo, siamo ormai alla fine del mese di marzo, quindi molto bene. Adesso c'hai questo boost clamoroso rappresentato dall'approvazione della direttiva rimpatri e quindi tu praticamente da maggio-giugno puoi iniziare una raffica di rimpatri e lì vedremo come si comporterà la magistratura. A mio avviso occorrerebbe una stretta in più antirecidiva, cioè tu oggi c'hai il seguente problema. Rispetto ai reati che ci allarmano di più, furti, scippi, rapine, violenze varie, eccetera, no? Anche se il tipo viene preso, il magistrato ha la facoltà di stabilire se quella persona che viene presa debba aspettare il processo a piede libero o in custodia cautelare. E nella più parte dei casi il magistrato decide che quella persona debba aspettare il processo libera. Ora, se tu fai in modo che quella persona aspetti il processo libera, tempo 10 giorni ricommetterà il medesimo reato. A Roma e a Milano si arriva fino a persone che hanno 9 recidive, cioè 9 reati dello stesso tipo ripetuti in un lasso di tempo molto breve. La mia opinione, qui servirebbe una modifica legislativa, è che visto che i magistrati si comportano così, alla seconda, e già mi sento generoso a dire alla seconda, la possibilità di tenerlo in carcere in attesa di processo non dovrebbe essere facoltativa per il magistrato, ma dovrebbe essere obbligatoria, e lì vedi come crolla la recidiva. Ah, certo. A proposito di magistrati, volevo dirti in chiusura, oggi il Tempo apre col titolo o rilancio o toga party. Finora abbiamo affrontato, no, tutte le potenzialità del rilancio che ci sono, no? Basta coglierle politicamente. L'altro aspetto invece, noi rischiamo un ennesimo toga party, come dire, per una corporazione anche rinvigorita dall'esito del referendum? Non è un rischio, è una certezza. Il punto è che cosa tu metti in campo, cioè se nel frattempo c'hai un'azione di governo robusta, i cittadini vedranno l'azione di governo robusta e giudicheranno quella. Se tu non hai un'azione di governo robusta, avrai invece un'agenda che sarà scandita dalle procure. E quindi, come sempre in questi casi, il tema è agire o essere oggetto dell'azione altrui. Sì, tra l'altro ho visto già qualche avvisaglia, anche una cosa molto sgradevole su un collega su cui, come dire, la penso diversamente su molte cose, ma ho visto che su Sansonetti è stata, come dire, no, è messa una sentenza. Una porcata. Adesso comunque uno lo giudichi. Io ho riletto gli articoli che Sansonetti aveva scritto e per carità erano articoli duri, criticabili, eccetera, ma io tutta questa, diciamo, offensività, questa lesività non la vedevo. Poi per carità, la persona offesa, in questo caso l'ex magistrato Scarpinato ha tutto il diritto ma che fossero richiesti addirittura 3 anni e 6 mesi di reclusione e poi invece sia stata comminata una sanzione pecuniaria di 200.000 euro, mi sembra veramente una cosa fuori misura. Ecco, a scanso di querele, di cose, eccetera, sicuramente ci saranno state ragioni giuridiche che avranno indotto i magistrati a questa assolutamente. decisione, per carità, che noi rispettiamo, però credo si possa anche dire che è una cosa che appare agli occhi nostri veramente fuori misura, indebita e inopportuna. Strasottoscrivo. Diciamo che la certezza con cui possiamo lasciarci è che comunque più ci sarà rilancio politico da un'ottica di centrodestra, meno subiremo il toga party. Insomma, questa mi sembra un po' la morale. È esattamente così. Ti ringrazio molto di essere stato con noi. È stato un gran piacere, direttore, a presto. A presto, buon lavoro.